extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother so-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Buongiorno, welcome everybody, questa è Te la ridò io l'America, questo è l'appuntamento del 9 giugno, un appuntamento importantissimo anche perché, come avete visto, come avete sentito anche dall'editoriale del nostro direttore Sallusti, stanno avvenendo tantissimi problemi negli Stati Uniti con una Los Angeles messa a ferro e fuoco da protestanti, probabilmente da protestanti illegali e clandestini in questo momento. Un problema molto, molto grave, anche perché sia la sindaca, il mayor di Los Angeles, Karen Bass, sia il governatore della California, Gavin Newsom, entrambi democratici, non si stanno dimostrando all'altezza del compito. Tra l'altro la Bass, che ora è stata stata messa a idolo, scusate, della folla per i democratici, in realtà si è dimostrata veramente la signora Karen Bass incompetente per quanto riguarda la gestione degli incendi nella zona di Los Angeles. È stata la stessa sindaca, la signora Karen Bass, che aveva tolto i finanziamenti per i vigili del fuoco. Quindi parliamo di una persona che non dovrebbe far parte di alcuna istituzione. Una sindaca, tra l'altro, che quindi se l'è presa con la polizia interessata a polizia dell'immigrazione interessata a poter mettere fine a una presenza importante di immigrazione irregolare all'interno del territorio americano, all'interno del territorio di Los Angeles. Parliamo di tantissimi immigrati che hanno messo a ferro e fuoco la città con proteste, con tra l'altro la quasi complicità silenziosa del Partito Democratico, che ha cercato di limitare il peso delle proteste parlando di semplici dimostranti, di semplici persone che vogliono solo alla fine far vedere la loro idea politica, far vedere quanto ci terrebbero a rimanere all'interno del paese a stelle e strisce. Parliamo quindi di una situazione veramente, veramente complicata, anche perché oltre a dover mettere in atto la Guardia Nazionale, Donald Trump deve quindi fronteggiare un governatore che non si sta dimostrando all'altezza anch'egli del compito, e ha reagito alle pressioni di Tom Homan, che è il capo in questo momento della polizia frontaliera, parlando proprio di voler essere arrestato per il bene della propria California. Invece il bene della propria California e degli imprenditori che hanno i negozi in questo momento presi a ferro e fuoco dai protestanti, quelli invece possono assolutamente vivere in una posizione complicata, possono assolutamente vedere il proprio business, il proprio lavoro assolutamente messo in difficoltà. Andando avanti con le notizie, tra l'altro, parliamo anche di senatori democratici che si sono espressi sempre cercando di sminuire quello che sta avvenendo. Addirittura la polizia dedicata proprio all'immigrazione ha dovuto mostrare i curricula, le fedine penali dei criminali arrestati. Parliamo di persone che ovviamente possono essere omicide, sono alcune
vengono descritte come stupratori, altre sono violenti criminali. Ovviamente mettono sia la foto sia la fedina penale dei violenti, dei personaggi veramente che non dovrebbero né stare legalmente, ma neanche eticamente nel paese a stelle e strisce. Parliamo quindi anche di un Trump che ha definito criminale la stessa sindaca proprio per la reazione che ha avuto a fronte di queste proteste, e addirittura descritta come una simpatizzante comunista da un comunicatore vicino ai repubblicani. Tra l'altro la stessa Karen Bass che ha rischiato di prendere il posto di Kamala Harris come vicepresidente di Biden, quindi avremmo visto i fondi di veri tagliati, come non sono stati tagliati totalmente in realtà nella Big Beautiful Bill, come viene definita negli Stati Uniti, ovvero la grande e bella possiamo dire proposta economica di budget degli Stati Uniti, che è stata criticata, avete visto, da Elon Musk pubblicamente sul proprio social X, un Elon Musk che ha tanti legami con l'amministrazione Trump. Elon Musk che ovviamente ha fatto parte della commissione per ridurre il budget e la spesa pubblica per quanto riguarda l'amministrazione americana, poiché purtroppo per gli americani il debito è arrivato a una somma molto molto importante di 37 trilioni di dollari, 2 trilioni di dollari l'anno, scusate, 2 trilioni di dollari ad amministrazione, è aumentato proprio nelle ultime amministrazioni, con anche quindi lo stesso Trump, tra virgolette, colpevole di questo, anche perché ha dovuto fronteggiare la crisi della pandemia e i problemi anche legati alla stessa. Parliamo anche di provenienze di tutti i tipi, quelle che abbiamo visto in queste rivolte veramente facinorose a Los Angeles, sia messicani, sia cinesi, taiwanesi, non importa, ma la cosa importante è che perlomeno sembra che la Guardia Nazionale inviata da Donald Trump potrebbe gestire ulteriori difficoltà. Tra l'altro agli abitanti di Los Angeles viene in mente quello che è avvenuto nel 1992 con proteste simili e con i proprietari di business all'epoca che si erano messi sui tetti dei propri negozi armati per difendere le proprie attività. Andando avanti con le notizie, sempre parlando tra l'altro della diatriba tra Elon Musk e Donald Trump, c'è tra i democratici chi vorrebbe addirittura riabbracciare il miliardario del Sudafrica, ma invece tra questi non vi è il progressista Bernie Sanders, che definisce Elon Musk ancora come un estremista dell'estrema destra, una persona violenta. Per Bernie Sanders è Elon Musk, perlomeno politicamente parlando. Un Elon Musk che forse ha deciso di togliersi dall'amministrazione e ha protestato anche contro le misure di budget dell'amministrazione Trump, proprio anche per quello che rischia di esserci nella proposta presidenziale, ovvero un taglio ai contributi per quanto riguarda le auto elettriche. Ma è un Elon Musk che ha avuto dei notevoli danni economici per ora per la propria appartenenza proprio all'amministrazione Trump. Abbiamo visto più volte macchine di Tesla bruciate
per strada da facinorosi, da protestanti, da rivoltosi contro l'amministrazione Trump, e ha avuto anche problemi legati alle vendite proprio per la propria appartenenza all'amministrazione. Parliamo quindi di un Elon Musk che forse si è fatto i conti in tasca e ha capito che perlomeno per quanto riguarda la azienda Tesla, che è il suo principale interesse, sembra che sia ancora il suo principale interesse, probabilmente è importante distaccarsi dalle azioni del presidente Trump. Ma è importante in realtà notare che Elon Musk non ha legami indiretti per quanto riguarda Tesla, che è stata attaccata perché lo stesso Elon Musk faceva parte dell'amministrazione, ma Elon Musk ha un'azienda che in realtà ha legami strettissimi con un'altra azienda federale, ovvero SpaceX, che ha legami con NASA. È importante il legame tra questi due colossi del viaggio spaziale, perché oltre ad avere ovviamente contratti di governo e quindi fondi federali con SpaceX è importante per la NASA per alcuni viaggi che l'azienda di Elon Musk attua per l'azienda federale, che magari la NASA non ha i fondi da poter utilizzare proprio per questi piccoli viaggi, chiamiamoli piccoli ovviamente, tra la Terra e la stazione spaziale. Uno stesso Elon Musk che ha minacciato di smettere la produzione proprio della navicella spaziale, del velivolo spaziale, che passa dalla Terra fino alla stazione spaziale, chiamato Dragon. Un Elon Musk che poi ha ritrattato ovviamente questo importante passaggio, anche perché andrebbe a finire in una situazione ancora più complicata per quanto riguarda la relazione con l'amministrazione Trump, che ha ancora qualche anno, direi, di presidenza davanti. E non è detto che la prossima presidenza democratica voglia continuare, nel caso ovviamente vi sia una presidenza democratica ovviamente, o la prossima presidenza di J.D. Vance, nel caso vinca le prossime elezioni, questa stessa presidenza voglia alla fine fare accordi con il tycoon, con il miliardario che viene dal Sudafrica, da Pretoria. Un Elon Musk che quindi abbiamo visto importante nelle vicende per quanto riguarda l'amministrazione Trump e per quanto riguarda anche la corsa allo spazio. Una corsa allo spazio, tra l'altro, che vede la Cina in realtà sempre più attiva su questo fronte, ed anche per questo sarà importante per la NASA capire se SpaceX sia un partner stabile oppure no, perché la NASA ha lanciato una navicella spaziale chiamata Tianwen 2 proprio per riuscire a collezionare, per riuscire a poter ispezionare dei campioni che sono su un asteroide vicino Marte. Vedremo quindi se questi campioni mostreranno effettivamente anche future implicazioni per quanto riguarda la formazione di acqua anche sul pianeta Terra. Quindi si parla di una missione molto importante per quanto riguarda la corsa allo spazio, per quanto riguarda il nostro stesso pianeta. Per questo parliamo di una Cina che è sempre più rivale degli Stati Uniti, una Cina che continua a essere comunque nelle cronache anche per quanto riguarda
gli Stati Uniti, nelle cronache nazionali, perché il presidente Xi Jinping, il grandissimo presidente, il presidentissimo, possiamo chiamarlo così, Xi Jinping, ha parlato per 1 ora e mezza con il presidente Donald Trump, come messo dallo stesso Trump sul proprio sito Truth Social, con un post in cui Trump annuncia che è stata una chiamata di 1 ora e mezza, una chiamata che ha visto entrambi raggiungere una conclusione molto buona per entrambi i paesi, e questo ovviamente lascia ben sperare, perché una settimana fa in realtà le acque fra i 2 paesi erano molto più tempestose, perché Trump aveva annunciato delle violazioni da parte della stessa Cina di alcuni termini nei vari accordi commerciali. Quindi parliamo di un Trump che sembra voler raggiungere anche la fine della guerra commerciale con la Cina, perlomeno in superficie, perché quella vera, che noi, tra virgolette, persone normali, vediamo meno e possiamo monitorare meno, ovviamente. Sarà sempre attiva, anche perché parliamo delle 2 superpotenze più importanti in questo momento sul nostro pianeta. Parliamo di un Trump che ha incontrato anche il cancelliere tedesco, un cancelliere tedesco che ha dichiarato tra l'altro che Trump è nella posizione migliore per far finire la guerra fra Ucraina e Russia, e un Trump che ha risposto che invece forse bisogna lasciarli combattere ancora di più. Forse Putin deve capire che la guerra è un problema anche per la stessa Russia. Un cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che ha insistito invece per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti e anche per il ruolo dell'Europa, che può aiutare il proprio, in questo momento, chiamiamolo alleato ucraino, per far finire la guerra il prima possibile. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà, sempre qui per parlarvi degli Stati Uniti con, si spera, una prospettiva più fresca rispetto alle altre. Grazie per l'ascolto.